Siamo a Piazza Plebiscito di nuovo, siamo nel salotto buono della città e naturalmente alle mie spalle il Palazzo Reale di Napoli, dove c'è tutta la linea del tempo, gli ultimi re che hanno dominato il regno di Napoli nell'ultimo millennio. Tutti i capostipite sono i Normanni, gli Svevi, gli Angioini, gli Aragonesi, e poi c'è il vicereame spagnolo, gli spagnoli, i francesi, i Savoia, la linea del tempo degli ultimi 1000 anni. Sì, è vero, 8 statue sulla facciata del Palazzo Reale da quell'altra parte, ma qui al centro della statua ci sono 2 statue equestri, 2 statue di bronzo, statue del Canova. La seconda non fu completata dal Canova. Sapete chi sono? Sono padre e figlio, Carlo di Borbone e suo figlio Ferdinando, Ferdinando IV, terzo, insomma primo, sapete, il re Nasone, insomma, il re Lazzarone. Sono qui al centro della piazza e sono distanti fra di loro ben 50 metri. Bene, siamo qui stamattina per dirvi che in realtà qui a Napoli c'è un cimento, c'è una prova, c'è un esperimento che tutti i napoletani provano a fare. Qualcuno, insomma, io l'ho fatto tante volte senza mai riuscirci nella mia vita. Il cimento è provare a passare in mezzo alle 2 statue, o 50 metri, partendo però bendati proprio dal cancello di ingresso di Palazzo Reale. Bene, la leggenda vuole che se tu ti bendi, però bendati per bene, insomma, non è che uno vede e non vede. Se uno si benda completamente, chiude completamente gli occhi e prova a passare partendo dal Palazzo Reale fra le 2 statue, non ci riuscirà mai. Eppure sono solo 170 metri, insomma, non è una cosa proprio complicatissima. Beh, le spiegazioni possono essere tante, voi sapete, no? Insomma, la prima, questa, insomma, Napoli è città di esoterismo, città di magia, di spirito spiritiglio, di forze magnetiche che ti tirano di qua e di là. Quindi si potrebbe dire che qui una delle spiegazioni è che le forze magnetiche degli spiriti della piazza ti impediscono di passare. La seconda invece è una maledizione, è una leggenda che si racconta appunto, ma una ipotetica regina Margherita, immaginiamo che sia la regina Margherita di fine 800, visto che le statue arrivano qui nell'800. La regina Margherita che, secondo la leggenda, avrebbe fatto salva la vita a quei prigionieri condannati a morte, ma solo quelli che fossero riusciti, bendati, a passare fra le 2 statue. A causa della maledizione, naturalmente, nessuno ci riusciva e quindi la nostra regina non avrebbe risparmiato nessuno. E poi c'è una terza spiegazione, diciamo quella molto più pragmatica, insomma, probabilmente, nel senso che la superficie della piazza di Civimarità è un po' sconnessa, i cazimbocchi, insomma, non ti consentono di avere sempre un orientamento perfettamente diritto, poi ci sono anche i canaloni di scolo delle acque, insomma, e poi la piazza è molto grande e succede che naturalmente nel lungo percorso si riesca a perdere il senso dell'orientamento. Allora facciamo così, io sfido tutti gli ascoltatori a fare questo cimento, cioè dovete cimentarvi in questa operazione che fa parte in qualche modo anche della storia di Napoli. La piazza è pedonale, magari la sera è ancora più facile farlo, io invito tutti quanti, però mi raccomando, cioè non dovete barare, dovete stare completamente, gli occhi devono essere completamente coperti, altrimenti bariamo. Vi aspetto. A Napoli ogni giorno c'è sta cosa fa. E allora ho pensato di fare un libro, Napoli 365, che ogni mattina ti suggerisce dove andare, cosa celebrare e che cosa fare. Insomma, un libro da tenere in gabinetto e studiare, perché si sa, nessuno nasce imparato, a cattata villa.